studio Marino Zamboni, che è il co-conduttore, ecco, di questa trasmissione, co-ideatore. Marino Zamboni è l'animatore, il presidente dell'associazione Brenta Sicuro, che è diciamo così, per la sicurezza idraulica in particolare del territorio, ecco, lungo il fiume Brenta, ed è un grande animatore territoriale, e l'associazione Brenta Sicuro ogni settimana è attiva sul territorio con interventi di ogni tipo, ma soprattutto di pulizia idraulica, ecco, oltre che di segnalazione, ecco, no, purtroppo dei rifiuti che ci sono. E l'altro giorno ricordava, in 5 anni sono stati fatti 170 interventi di pulizia con i propri soci. Adesso sei tornato in studio con noi. Come stai, Marino? Stai bene? Lascio a te. Hai sentito prima, siamo partiti con Andrea Zanoni dal tema dei PFAS, ricordando che Andrea Zanoni, consigliere regionale e prima ancora eurodeputato, è stato il primo politico a segnalare in Italia questo tema, cioè quello della contaminazione da PFAS, che ha trovato grande eco in America, nell'Ohio, diceva prima, dove sono state contaminate 10.000 persone. Ma cosa dovremmo fare noi in questo Veneto, in cui sembra finora siano state contaminate 300.000 persone, e probabilmente con lo spostamento della falda potrebbero essere 800.000? Poi abbiamo parlato di un altro tema, quello dello scavo della cava di Morganella, e adesso stavamo parlando del tema appunto delle casse di espansione di Ciano, della sicurezza idraulica del territorio. E poi, ecco, mi riservo un piccolo intervento anche sulla questione, se non ora, magari sicuramente quando inviteremo e quando l'assessore Giampaolo Bottacin accoglierà il nostro invito, perché vogliamo capire per quale motivo il tema del contratto di fiume, e quindi della democrazia partecipativa e della condivisione, del coinvolgimento della popolazione nelle scelte, no, diciamo, di gestione del territorio, sia considerato in contrasto con la sicurezza idraulica del territorio. Lascio a te, diciamo così, Marino, ecco, se hai avuto tempo di seguire la trasmissione e se vuoi fare un commento e fare delle domande anche, visto che abbiamo questa sera una figura molto prestigiosa, no, di Andrea Zanoni, consigliere regionale, uno dei pochi consiglieri regionali, diciamo così, di dissenso, ecco, di quel poco di dissenso che forse può sopravvivere in questo Veneto, ecco, in cui c'è una deriva plebiscitaria, potremmo dire. Grazie Alessandro, grazie al nostro ospite che oggi ci ha intrattenuto. Io sono riuscito a seguire non per intero la trasmissione, però la parte della cava, la tua introduzione, Alessandro, e l'aspetto del rischio idrogeologico l'ho sentito, insomma, e lasciano abbastanza perplessi. A mio avviso c'è un problema di contratti di fiume, ma anche di contatti di fiume, nel senso che evidentemente questa maggioranza bulgara si sente forte dei propri numeri, per cui difficilmente interagisce. Credo anche le presenze del presidente, cioè quasi sempre assente, dicano questo, insomma, che c'è forza con i numeri, per cui il resto è irrilevante, viene considerato irrilevante, non è rilevante. L'eurodeputato Andrea Zanoni, a suo tempo, con l'eurodeputato abbiamo avuto dei contatti anche sul tema proprio del rischio idrogeologico come associazione, e con lui ci siamo confrontati su quella che allora era una battaglia di mozioni, di interrogazioni in Comunità Europea riguardante l'idrovia Padova-Venezia, che ci sta molto a cuore, con la quale combattiamo tutti i giorni. Volevo fargli qualche domanda in merito. La Regione Veneto ha posto l'idrovia come prima opera in assoluto in termini di costo, ma soprattutto di priorità nel Recovery Fund. A questa indicazione numerica e sui documenti effettivamente c'è una rispondenza dal punto di vista sostanziale di interesse rispetto all'opera? Questa è la prima domanda che volevo fare al nostro ospite oggi. Oddio, bisognerebbe capire effettivamente se dietro le buone intenzioni c'è anche la volontà di arrivare all'obiettivo. Lo dico perché sull'idrovia c'è stata anche una mozione della scorsa legislatura approvata. Pare che siamo tutti d'accordo. Il problema è che poi
oltre alle parole non seguono i fatti. Bisogna vedere adesso, perché per quanto riguarda il Recovery Fund la Regione ha stilato una lunga serie di desiderata. Praticamente, va a memoria, mi sembra, ho qui proprio il fascicolo vicino a me, mi sembra siano 25 miliardi, esattamente, 24 miliardi 984 milioni di interventi. Naturalmente cifre che non potranno mai essere corrisposte dal governo, perché naturalmente i soldi del Recovery Fund vengono suddivisi per le regioni e quindi è stata fatta una lista della spesa diciamo che non può essere evasa, e quindi sarà da vedere rispetto alla volontà dei nostri amministratori e della politica. I fondi che arrivano sono sicuramente inferiori, quindi la coperta è corta. Noi siamo all'opposizione, bisognerebbe chiederlo, come diceva giustamente prima Alessandro, bisognerebbe chiederlo all'assessore all'ambiente, all'assessore ai lavori pubblici e capire in merito a quest'opera che cosa hanno in mente. Se ne parla da moltissimo. Io so che praticamente noi presentiamo emendamenti e presentiamo proposte di finanziamento ad ogni bilancio, lo abbiamo fatto praticamente per tutti i bilanci. Ci sono state anche appunto delle risoluzioni, degli ordini del giorno. Il fatto è che, devo dire la verità, troppo spesso anche documenti approvati in regioni di indirizzo restano lettera morta. Prima vi citavo quel ordine del giorno del 2016 che votato all'unanimità in Consiglio regionale diceva bisogna definire che materiali sono quelli in fondo a Cava Morganella, quelli dentro la falda acquifera, che più a valle mi va ad alimentare i pozzi dell'acquedotto. Eppure, nonostante tutto, siamo nel 2021 e nessuno ha determinato quella natura. Nel 2014 c'era stata una mozione approvata all'unanimità che diceva non bisogna approvare il progetto di Cava Morganella perché mette in pericolo la falda acquifera, approvato dalla maggioranza del Consiglio. Nonostante ciò, il 31 dicembre hanno consentito lo scavo in profondità, l'approfondimento di Cava Morganella. Quindi diciamo che troppo spesso per qualche articolo sul giornale e per estorcere il consenso ai veneti si dice faremo, ci si impegna, ma poi quell'impegno è disatteso. Quindi bisognerebbe essere, a mio avviso, bisognerebbe vigilare di più e rendere più conto a chi ci governa affinché alle parole seguano anche i fatti. Ecco, è nostra ferma intenzione portare in trasmissione l'assessore Bottacin. Abbiamo più volte richiesto e non ci fermiamo finché non lo portiamo in trasmissione, a costo di interagire con un cartonato. Quindi noi l'assessore lo vogliamo in trasmissione, se non altro per un aspetto di interlocuzione, di dialogo e quindi di contatto di fiume, non fiume stop da una parte e dall'altra su due rive completamente opposte. Ci sembra opportuno anche in una regione come il Veneto, dove c'è una maggioranza bulgara, un dialogo a 360 gradi. Quindi oggi abbiamo ascoltato il consigliere di minoranza e ci interessa anche la posizione della maggioranza con dei supporti ovviamente concreti, non con quello che vediamo, cioè degli attacchi su dichiarazioni e non dialogo. Cioè, vediamo raramente la parola dialogo in quello che avviene in regione, perlomeno io non colgo molto dialogo, colgo delle dichiarazioni una distante dall'altra. E quindi questo è il nostro impegno e l'impegno lo perseguiamo. Alessandro? Sì, allora, naturalmente l'auspicio è di avere preso in trasmissione in questo particolare appunto l'assessore Bottacin, che ci è molto caro, in particolare appunto no,
dell'aspetto che riguarda la messa, come dire, in contrapposizione fra la sicurezza idraulica e invece la partecipazione, la democrazia partecipativa, il contratto di fiume, che non ha senso mettere in contrapposizione queste due questioni qui. Quindi naturalmente io spero di poter parlarne con l'assessore Bottacin e magari anche illustrare il punto di vista, ecco, di chi invece come me è un sostenitore della idraulica democratica e quindi dei processi di democrazia partecipativa dei contratti di fiume. Su questo naturalmente il dialogo è aperto anche col mio maestro, ecco, no? Che è il professor Dal Paus, che potremmo dire è un nume tutelare per entrambi, sia per me che sono un ingegnere idraulico e ambientale, come lo è anche Giampaolo Bottacin, ma forse insomma sul tema del contratto di fiume abbiamo delle idee contrapposte, assolutamente contrapposte, perché l'obiettivo naturalmente della comunità e dei processi di contratti di fiume è proprio quello di perseguire anche la sicurezza idraulica. Non può essere certamente addebitata la colpa di questo ritardo, no, dei 50 anni nel mettere in sicurezza il territorio a processi partecipativi che sono nati poi recentemente. Insomma, questo è un tema che ci piacerebbe approfondire con il professore Bottacin. Ecco, noi ringraziamo certamente Andrea Zanoni questa sera per tutte e tre queste questioni, ma certamente ce ne sono tante altre, Andrea. Purtroppo noi siamo consapevoli del fatto che il territorio veneto è densamente, purtroppo diciamo così, ecco, densamente colpito, funestato da criticità ambientali. Ci sarebbe piaciuto che nel PRRR, che ecco, non è una pernacchia, ma è un acronimo che significa Piano Regionale per la Ripresa e la Resilienza, quei 24-25 miliardi, questi libro dei sogni della Regione del Veneto, avessero trovato spazio anche i programmi d'azione dei contratti di fiume. Perché dico questo? Perché i programmi d'azione in quei processi che naturalmente sono riusciti a portarli a compimento, non ad esempio nel contratto di fiume Melo Vagno Musestre, purtroppo, non nel contratto di fiume Melman Erbon, neanche nel contratto di fiume della Piana, però ce ne sono altri che hanno sottoscritto quel programma d'azione. E siccome sono dei programmi condivisi in cui tutta la comunità, che è costituita da associazioni, ma è costituita anche da consorzi di bonifica, da amministrazioni comunali, è stato un programma condiviso. Ecco, secondo me quei programmi d'azione dei contratti di fiume già sottoscritti dovevano essere inseriti nel PRRR perché sono ampiamente condivisi. Siccome poi tra l'altro invece il PNRR, cioè quello che poi è stato spedito all'Unione Europea, no? C'è il piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto recovery fund, eccetera, quello lì, questi 220 miliardi, devono essere realizzati entro il 2027. Ora, è chiaro che se noi pensiamo di inserire all'interno del PRRR e del PNRR dei progetti che sono ciclopici, ecco, questi qua non potranno mai essere realizzati nell'arco di 6 anni. Per cui, a maggior ragione, i programmi d'azione dei contratti di fiume che hanno una taglia intorno ai 50 milioni e sono ampiamente condivisi, sicuramente potevano essere inseriti nel PNRR, cioè potevano avere quel respiro, essere realizzati nei 6 anni. Per di più, ricordando che almeno il 37% di questi fondi europei, cioè più o meno stiamo parlando più di 80 miliardi a questo punto, no, rispetto ai 220 miliardi, devono essere spesi per due questioni importanti, e cioè per la tutela della biodiversità e per contrastare gli effetti del riscaldamento globale, che sono dei temi ricorrenti che la comunità, che abbiamo detto che è costituita dai consorzi di bonifica, dagli enti di governo del territorio, dalle amministrazioni, dalle associazioni, di solito considerano come dei temi che sono importanti, urgenti e prioritari. Ecco, io adesso vi taccio perché ho parlato troppo questa sera, ecco, ma lascio lo spazio a Marino e Andrea per concludere degnamente questa puntata, naturalmente rinnovando l'invito a Andrea a tornare, Andrea Zanoni. Ricordiamo, Andrea
è stato sia eurodeputato e poi questo è il secondo mandato da consigliere regionale, invitando naturalmente poi l'invito all'assessore Bottaccin, che c'è sempre molto caro per tutte le questioni che abbiamo detto prima, e naturalmente invitando poi tutti quanti a tornare ogni giovedì alle 18:15 su Radio Saiuz e sui canali social di Brenta Sicuro e del forum regionale per i contatti di fiume, per vedere appunto pillole d'ambiente. Prego Marino e Andrea, insomma, forse prima Andrea e poi Marino. Sì, lasciamo la parola a Andrea Zanoni. Grazie, intanto grazie ad Alessandro e a Marino per l'opportunità che mi è stata data per parlare di temi importantissimi che riguardano questa sera, in particolare la tutela dell'acqua, un bene prezioso primario, no? Che è sempre più messo a rischio in una regione dove ci sono tantissimi inquinamenti per quanto riguarda i fiumi e le falde acquifere, e dove abbiamo tantissima acqua dolce a disposizione, ma pochissima, sempre meno acqua potabile a causa di questi inquinamenti. Pensate, io ho avuto modo di seguire gli approvvigionamenti di aziende private per quanto riguarda i pozzi di acqua potabile. Ricordo che 30 anni fa bastava qui in provincia di Treviso, nella bassa provincia, fare un pozzo e trovavi l'acqua potabile già a 20 metri. Qui adesso per trovare l'acqua potabile devi andare a 180-200 metri, perché tutte le falde più superficiali sono inquinate. Quindi negli anni l'inquinamento si è portato a livelli inferiori, intaccando le falde acquifere più profonde. Non possiamo continuare così. Ecco perché ci vuole più prevenzione. Ma soprattutto quello che io ritengo è che di fronte a un periodo di crisi climatica e ambientale che mai era stata vissuta dal nostro pianeta prima d'ora, dovremmo adottare tutte quelle misure di precauzione, e soprattutto essere coerenti. Non possiamo continuare a parlare di sostenibilità, di tutela ambientale, perché tutti gli indici tecnico-scientifici ci dicono che il problema è reale, tutti ne sono consapevoli, ma poi, oltre alle buone intenzioni, non agire. Questo è il grosso problema dei giorni nostri. Lo hanno denunciato i ragazzi del Friday for Future con Greta Thunberg, lo ha denunciato addirittura Papa Francesco con l'enciclica Laudato Si'. È possibile che la politica non possa mettersi una mano sulla coscienza e agire effettivamente per dare seguito a quelli che a voce, a quegli impegni che a voce effettivamente ci sono, perché gli impegni ci sono. Quando si tratta poi di prendere quelle poche misure per cercare di convertire questo sistema verso la sostenibilità, apriti cielo. Mi riferisco ad esempio a un piccolo esempio: si è cercato di limitare l'utilizzo della plastica. Sappiamo che cosa sta creando il problema della plastica: oceani con isole di plastica, microplastiche che le troviamo ormai all'interno anche degli alimenti, dei pesci. Si cerca di fare una norma per cercare di limitare l'uso e getta, la plastica, e c'è stata una mezza rivoluzione, con tanto di esponenti politici dei partiti che si vantano di aver bloccato questa cosa qui. Ecco, voi capite che con questo sistema non si va da nessuna parte. Un buon amministratore, dei bravi politici, un governo deve accompagnare la transizione anche di quelle aziende che producono materiali che nuociono all'ambiente. Gli si accompagna verso una conversione, si possono fare tante altre cose, si aiuta appunto l'azienda e i dipendenti anche per la questione occupazionale, ma non si blocca un'evoluzione verso una sostenibilità. Quindi la vera sfida è avere delle persone al governo capaci di affrontare questa situazione, diciamo, di crisi ambientale, per cercare di andare verso un mondo sostenibile. Ce lo chiedono le future generazioni, se no veramente gli lasciamo il disastro. Ancora grazie e saluto tutti. Termino con poche parole. Prima di tutto che sono arrivato in ritardo perché mi sono vaccinato con grande soddisfazione, anche se ho terrore agli aghi, e devo dire che il segnale tra il computer e wifi è molto migliorato. Evidentemente l'inoculazione, insomma, il 5G ha avuto un effetto, una battuta chiaramente, perché magari qualcuno la prende sul serio questa cosa. Ok, ringraziamo tantissimo il nostro ospite
magari ci rivedremo in una prossima puntata per un approfondimento, attendendo appunto l'arrivo dell'assessore Bottacin, che credo a giugno sarà presente. Ringraziamo il nostro editore che con pazienza ci ospita ogni giovedì con Pillole d'Ambiente, Rosario Moreno, e le sue emittenti che diramano il segnale. Ringraziamo molto anche il gruppo musicale del Fireplaces che ha creato per noi la sigla, guarda caso Dirty River, Fiumi Sporchi, e vi diamo appuntamento con un ospite a sorpresa giovedì prossimo, visto che abbiamo 2 o 3 scelte e quindi decideremo a breve. Ovviamente anche il nostro ospite lo invitiamo a seguire la nostra trasmissione, ad aiutarci a diffonderla, perché crediamo abbia un significato esattamente a distanza un anno dall'inizio, quindi abbiamo ben oltre 40 trasmissioni, ci avviciniamo ormai alle 50 trasmissioni, quindi ogni giovedì noi puntuali siamo qui ad attendervi e a dialogare e a parlare di ambiente, di fiumi, di acqua, di risorse, di territorio, quindi l'ambiente che ci sta a cuore. Grazie, buona serata e a giovedì prossimo. Salute a tutti, ciao, ciao. Arrivederci. This dirty river, this poison river, trying to